È la prima dell'anno, ma bisogna subito fare risultati. È la prima del girone di ritorno, ma bisogna subito fare risultati. Amici di Directa Sport, un saluto da Mattia Renna e benvenuti a Carbonia Tortolì, la prima gara del 2026. Si impegna e la tiene. Gioca fuori, Simone Loi gioca con la suola, poi ricomincia Sulis, palla dentro, Aiana stoppa, Aiana! Floris, paratissima sul primo, inizia molto bene l'avventura a Tortolì di Marco Aiana. Lavora con il mancino e apre a sinistra, Melis, doppio passo, ancora dentro! Poi con la spalla, anzi Porcheddu, e poi Dumbuya riesce a incollare a terra laterale. La palla dentro, il palo, Melis al rimbalzo, ancora il palo. Con la lettura complicata della difesa del Tortolì. Muggianu ricomincia, poi anche zona tiro. Muggianu incrocia bene, ma non abbastanza. Negli ultimi anni Mastino da Mastino, che gioca di prima molto bene per Boy. Palla scavata, Porcheddu con il piede meno forte e si nota perché alza troppo. Ha fischiato Fronteddu, anche Porcheddu ad allungare la barriera, arriva Pavone per disturbare ancora un po' Dumbuya. Adesso Vant, forte centrale Dumbuya, rimbalzo Pavone, segna il 9° gol della sua stagione, ma in fuorigioco. Mastino, doppio scambio, palla dentro! Si è avvitato Lorenzo Melis! Gol bellissimo del centrocampista del Carbonia, di Carbonia, che fa 1-0. Dopo un avvio complicato il Carbonia è avanti, palla fantastica in mezzo di Mastino e colpo di testa masterclass di Lorenzo Melis, 1-0. 1 contro 1, punta Mastino, sposta il 24, passa Sulis, Sasas non bene, a rimbalzo Aiana. Cestina così, tira alto, il nuovo acquisto del Tortolì, sempre sul suo destro i palloni più grandi. Aiana sul primo palo, Muggianu anticipato da Pavone, poi palla dentro, Barrenecea fuori, Scarpato stop e sinistro. Tira alto. Il Carbonia cestina la transizione, adesso deve correre all'indietro. Aiana butta davanti, grande palla per Muggianu, dentro Menseghez. Muggianu lo cerca, Menseghez, tacco! Bienvenido in Sardegna! Il primo gol è bellissimo, si presenta così nella nostra eccellenza. Nawel Menseghez riporta il Tortolì sul livello del mare, 1-1. Palla a sinistra, Aiana punta l'area dentro Menseghez, il 22 conduce, Aiana! Destro forte e fuori. E allora possibile ultima palla davanti per il Tortolì? No, perché c'era il fallo e finisce qui. 1, 2 e 3 i fischi di Fronteddu. Carbonia e Tortolì iniziano il 2026 prendendosi un punto a testa.